E amici di Bella Sicilia, guardate dove siamo oggi. Il Cristo lungo di Castroreale sta per ritornare nella sua dimora. Ed eccolo qui, in questo momento dentro la chiesa madre, e sta per essere coricato proprio per far ritorno nella chiesa di Sant'Agata. È appena terminata la Santa Messa, adesso il Cristo lungo ritorna. Ritorna nella chiesa di Sant'Agata. Vi abbiamo mostrato l'uscita della processione in diretta, sempre sulla pagina di Bella Sicilia e Onda TV. Fateci sapere da dove ci state seguendo, e con le forcine, guardate, di diverse lunghezze che serviranno adesso per abbassare il Cristo. Un palo di legno alto ben 12 metri e poi altri 2 metri il simulacro, per un totale di circa 14 metri. Guardate, arriva fino al soffitto della chiesa madre. E Vincenzo ci sta seguendo dalla Grecia. Ciao, restate con noi perché vi mostreremo queste operazioni complesse che si ripetono qui in questo borgo siciliano. Guardate, ecco, si inizia, il capovara sta dando l'ok per scendere. Come fa che vuole la voce? Ecco, vedete, la tecnica utilizzata è più o meno la stessa di quella che si utilizza per inalberare, anche se in questo caso si fa anche l'utilizzo di una corda, vedete lì sotto nella vara.
e il Cristo si sta pian piano inclinando. Allora, ciao Rosalia, ciao Emir dalla Francia, fateci sapere da dove siete collegati. Noi siamo in un borgo della provincia di Messina, siamo a Castroreale, abbiamo già visto nel pomeriggio la partenza della processione dalla chiesa Sant'Agata e adesso, dopo la Santa Messa nella chiesa madre, il Cristo lungo ritorna nella sua dimora. Tutto sta procedendo secondo copione, allora salutiamo chi ci sta guardando da Trieste. Poi abbiamo Mary da Genova, ma è siciliana, nata a Palermo. Ecco, vedete quante belle tradizioni abbiamo in Sicilia. Poi tanti siciliani che vivono fuori da questa terra portano sempre nel cuore la loro amata Sicilia. Allora, il Cristo continua a scendere. Ciao Nuccia che ci guarda dalla Toscana, conosce Castroreale perché ha incontrato delle sue amiche. Dai, un'ottima occasione per salutarle. Ciao Nunzia dalla Svizzera, nata a Scordia, quindi siciliana nel cuore. E Pietro ci saluta da Canicattì in provincia di Agrigento. Ecco, qui c'è il capovara, sta controllando un po' le operazioni a distanza e continua quindi pian piano a essere calato il palo, guardate. Operazioni complesse anche perché immaginate questo palo in legno peserà parecchio, è alto 12 metri, più i 2 metri del crocifisso. Un crocifisso particolare che tra poco avrete modo di rivedere nuovamente, ha dei capelli veri che vengono donati da chi fa un voto. Allora, tra poco vedremo anche l'uscita dalla chiesa madre. Vedete, il Cristo è già inclinato
Vedete, il palo è già notevolmente inclinato. Ci siamo quasi, ultimi passaggi. Intanto qui i fedeli hanno assistito alla messa. Ecco qui, vedete, gli attrezzi utilizzati proprio per inalberare e poi abbassare il Santissimo Crocifisso. Oggi il maltempo non ha permesso durante la processione di tenere il Cristo in piedi. Abitualmente viene portato in processione, proprio inalberato, ma proprio per motivi di sicurezza, perché la strada era bagnata, rischiava di provocare delle complicazioni alla processione, quindi è stato deciso di portarlo coricato e poi di inalberarlo direttamente qui all'interno della chiesa madre. Vedete, guardate che organo stupendo c'è lì davanti a noi. Ecco, ci siamo quasi. Allora, ciao Vincenzo. Ciao Mary, ciao Nunzia, siamo in provincia di Messina, Castroreale, uno dei comuni del circuito turistico Bella Sicilia che vi invitiamo a visitare. Ecco qui, le forcine più lunghe pian piano non servono più e vengono portate via. Ultimi passaggi, potete assistere quindi ancora alla tecnica utilizzata sia per inalberare il Santissimo Crocifisso e poi in maniera inversa per scenderlo e coricarlo, come stanno facendo oggi in questo momento. Michelangelo ci saluta da Gargano, ciao.
Ed ecco che ci siamo. Sta per essere sganciato dalla vara. Giuseppina, ci troviamo a Castroreale, in provincia di Messina. Ancora va a cavare. Anche un pochettino deve calare. No, una vecchietta calavamo, sa? Buono, buono. Ed ecco che le operazioni si sono concluse perfettamente e adesso l'uscita dalla bellissima chiesa madre. Ecco, vedete, questi sono gli strumenti utilizzati per alzare e abbassare il Santissimo Crocifisso. Qui c'è la banda musicale e tra poco il momento suggestivo dell'uscita, momento suggestivo così come quello dell'entrata del Santissimo Crocifisso in questa bellissima chiesa.
Sicilia vi abbiamo mostrato l'uscita del Santissimo Crocifisso, del Cristo lungo dalla Chiesa Madre, adesso il tragitto per raggiungere la chiesa di Sant'Agata, dove il Cristo lungo di Castroreale resta per tutto l'anno, tranne appunto durante le processioni. Allora fateci sapere cosa ne pensate di questa tradizione. Ecco, un Cristo alto ben 14 metri. Eccolo lì davanti a noi. Viene portato coricato perché le strade sono bagnate, quindi, ma abitualmente anche la processione si svolge con il Cristo inalberato.